Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Agguato mortale questa mattina intorno alle 7 a Soverato, centro dello Ionio Catanzarese. La vittima è Vittorio Sia, 51 anni, presunto capo di un clan locale. Ad ucciderlo mentre a bordo di uno scooter viaggiava da Soverato Superiore verso la Marina un commando che lo ha crivellato di colpi di Kalashnikov e fucili calibro 12. Gli assassini hanno utilizzato un Fiat Fiorino rubato giorni addietro nel Reggino, poi incendiato dagli stessi killer e ritrovato a Soverato dai carabinieri. Altro omicidio a Stilo, ieri sera nel Reggino, a perdere la vita Giovanni Vallelonga, 62 anni, titolare di un'impresa agricola e taglialegna, residente a Caulonia. L'uomo si trovava sulla strada provinciale numero 9 a Stilo, a bordo della sua autovettura, una Nissan Pajero, quando è stato raggiunto da decine di colpi di diverse armi da fuoco. I carabinieri hanno scoperto il cadavere dopo una telefonata anonima al 112. La vittima era cugino di Damiano Vallelunga, capo dell'omonimo clan, ucciso lo scorso anno nei pressi del santuario di Riace. I carabinieri del ROS e del comando di Reggio Calabria, su provvedimento della DDA, hanno proceduto al fermo di 9 persone indagate per associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. L'operazione denominata Reale ha scoperto come a gestire gli interessi criminali della fascia ionica reggina vi erano le cosche di 'ndrangheta di Pelle di San Luca e Morabito di Africo, in sinergia con le famiglie del capoluogo Ficara e Latella. L'autopsia ha sciolto ogni dubbio. Giuseppe Liuzzo, 80 anni, trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione a Lazzaro di Motta San Giovanni, nel Reggino, con una profonda ferita alla testa, è stato ucciso con 3 colpi. L'anziano era stato trovato riverso a terra ai piedi di 3 scalini che separano la cucina dalla camera da letto ed inizialmente si era pensato ad una caduta tra le cause del decesso. L'uomo sarebbe stato colpito con un corpo contundente che non è stato ancora trovato. Si è incentrata tra nomine e rimozioni la seduta inaugurale della Giunta regionale calabrese. Tra le nomine quelle ai vertici di 3 dipartimenti, quelli della Presidenza, attività produttive e urbanistica, con Francesco Zoccali, Maria Grazia Nicolò e Saverio Putortì. Il capo di gabinetto sarà Elena Scalfaro. Scopelliti al momento terrà personalmente i rapporti con la stampa. Tra le rimozioni eccellenti quella del direttore generale dell'ASP di Cosenza, Franco Petramala, per incompatibilità legate al suo ruolo in una SRL. Sono 18 i neoconsiglieri regionali calabresi che sono già finiti sotto la lente del sospetto della Commissione parlamentare antimafia. A riferirlo è Fabio Granata del PDL, vicepresidente della stessa commissione, che sottolinea che in Calabria ben 28 candidati alle regionali erano fuori dal codice di autoregolamentazione e di questi 18 sono poi stati eletti. Il dato inquietante è stato fornito ieri a Roma durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione antimafia Non bacio le mani, organizzata dall'editore calabrese Rubettino. Una busta contenente un proiettile in mezzo ai petali di rosa, e questo l'inquietante messaggio intimidatorio arrivato per posta all'indirizzo privato dell'abitazione del direttore di azienda Calabria Lavoro, Daniela De Blasio. È stata la stessa dirigente regionale ad aver aperto il plico postale e dopo averne scoperto il contenuto ha denunciato il fatto ai carabinieri. La busta non conteneva nessuno scritto, ma il messaggio di tipo mafioso è inequivocabile. Sono partite le indagini. Riunione operativa ad Amantea nel Cosentino prima dell'inizio dei lavori di scavo nella valle del fiume Oliva, in territorio di Aiello Calabro e Serra d'Aiello, dove si sospetta siano stati interrati dei rifiuti tossici o radioattivi provenienti da navi dei veleni. A causa del maltempo ci sono stati dei ritardi, ma da lunedì mattina inizieranno finalmente i lavori di scavo nella valle del fiume Oliva. Da mercoledì poi si inizierà a scavare anche a monte nella cava. Il meraviglioso Aspromonte, geologia e bellezza, è questo il titolo dell'incontro dibattito tenutosi a Cittanova a cura dell'Associazione Culturale Università della Libera Età della Piana. A moderare l'incontro il dirigente scolastico Vincenzo Crocitti, a relazionare sul tema gli esperti Alessandra Spina e Diego De Madio. L'intento dei promotori è quello di promuovere l'Aspromonte dal punto di vista turistico e culturale, cercando di sfatare i luoghi comuni che accompagnano da sempre queste montagne reggine.